Il 2 agosto ci sarà un doppio intervento sui beni culturali. La prima parte è legata alla inaugurazione del Cristo delle Forche, un immobile che abbiamo fortemente voluto, che ci è stato consegnato dal Comune in convenzione e che noi abbiamo restaurato negli anni precedenti. Oggi è pronto per essere aperto e condiviso con l'intero territorio per una fruizione corretta dei beni culturali, un progetto di rigenerazione urbana che sarà a capo di un itinerario che vedrà coinvolto sia la Rupe Atenea sia l'area sommitale dietro il cimitero di Bonamorona e l'area dei santuari Demetra rupestre, che saranno collegate da un percorso di archeotrekking. Il 2 agosto, quando inaugureremo, sarà l'occasione per il primo intervento del progetto realizzato all'interno del più ampio cartellone di Moviti Feste, un progetto culturale che riguarda la poesia e non solo, che vedrà interessata alcune aree del territorio di Agrigento e che avrà la conclusione alla Valle dei Templi con il concorso di poesia nazionale, a cui parteciperanno poeti che provengono da tutta Italia, che vedrà interessate anche alcune aree del centro storico e alcune aree come il litorale di Maddalusa, che sarà oggetto di una manifestazione per la raccolta di plastica e che verrà tra l'altro poi in ultimo delle performance artistiche particolari. Devo dire che questo ci rende abbastanza felici sull'attività che andremo a realizzare e che ha il doppio indirizzo di tutela e valorizzazione di aree sconosciute e la valorizzazione invece di alcune menti culturali che vengono anche da questo territorio e che hanno la possibilità, seppure giovane ma anche affermate in campo nazionale e fuori, di poter realizzare un intervento culturale che riguarda la poesia e le arti performative in generale, che possano essere conosciute dai visitatori dei nostri luoghi culturali e dagli spettatori di questi interventi che si avranno per circa un mese, sino alla fine di agosto. Oggi abbiamo presentato il programma del Muta Muta, che sarà il Festival delle Arti Orali che si terrà ad Agrigento dal 28 al 31 di agosto, e abbiamo anche colto l'occasione per invitare tutte e tutti al primo evento, che sarà il 2 di agosto al Cristo delle Forche. Si terranno degli altri eventi poi il 18 di agosto e poi il 28, il 29, il 30 e il 31, ma troverete l'intero programma nei comunicati stampa e nelle pagine del festival. Quindi sarà un festival che ospiterà il campionato nazionale di Poetry Slam, la 13ª edizione della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, e oltre a questo cogliamo l'occasione per portare delle altre discipline orali, delle altre artiste e artisti nazionali e del territorio. È un festival ideato insieme a Local Impact, che è un'associazione di promozione sociale e culturale che si occupa di riqualificazione urbana e di prossimità sociale. Insieme a loro, oltre alla LIPS, anche delle altre associazioni, quali ad esempio la redazione di poesia contemporaneistica in verso, Oltre Capitale, e delle altre realtà del territorio nazionali che ci hanno aiutati e ci supportano nel creare questo evento. Quindi noi siamo veramente felici di invitarvi, per cui vi aspettiamo a Muta Muta Festival delle Arti Orali ad Agrigento.